Perché il lupo più famoso di Roma nasconde un segreto sardo? E se il bronzo che ha forgiato un'icona romana avesse iniziato la sua vita su una costa mediterranea? Questo è il percorso dal Campidoglio a Calabona. La chiamano la lupa capitolina, simbolo di Roma, forse etrusca, venerata dal Medioevo. Per decenni la storia è stata leggenda. Poi sono intervenuti i metallurgisti, analisi moderne, rapporti isotopici e impronte digitali del piombo hanno rivelato tracce inaspettate nella lega. Confronti con fonti minerarie, corrispondenza verso la Sardegna, in particolare l'area di Alghero Calabona. Scavi e laboratori hanno mostrato firme del bronzo, coerenti con miniere e fusioni sarde. Questo non riscrive Roma, la rende più complessa. Commercio, reti dei metalli, artigiani isolani. Tra mito e realtà, la scienza approfondisce la leggenda, collegando strade marmoree e grotte costiere. La lupa capitolina, icona romana con un cuore sardo.